Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, l'informazione come sempre in primo piano nella nostra emittente, le notizie più importanti. Poi oggi è domenica, quindi approfondiremo anche diversi temi che riprenderemo poi nel corso dei nostri notizieri della sera. Uno sguardo intanto ai giornali, perché ci sono due notizie che sono battute da tutti i quotidiani locali. La prima è quella che ci porta a Venezia. Ieri vi abbiamo raccontato del concerto di Laura Pausini. Oggi la notizia racconta che durante il concerto sarebbero caduti dei calcinacci del Piazza San Marco. L'organizzazione ha dovuto abbassare i decibel. Concerto che verrà riproposto anche questa sera. 3 giorni di live per Laura Pausini, che insomma nonostante il maltempo ha comunque segnato un tutto esaurito, eppure ovviamente Venezia e la sua fragilità con Piazza San Marco. Questo purtroppo è stato una delle conseguenze del concerto, da qui la decisione degli organizzatori di abbassare i decibel. Un'altra notizia che ci riportano i notiziari ci porta a Quero Vas, con un giovane che è caduto dalla palestra di roccia, un volo di 10 metri dalla falesia di Erto durante il corso di roccia. Un trentenne è in gravi condizioni. E di montagna continuiamo a parlare, perché domani ricorre l'anniversario della tragedia della Marmolada. È passato un anno e a distanza di un anno ancora la dialettica legata alla montagna ci racconta di un turismo di massa che in parte viene contestato, è stato contestato anche da Reinhold Messner oggi su Repubblica, mentre ci sono i sindaci come quello di Roccapietore che invece dice inutile limitare il turismo, inutile limitare il passaggio dell'uomo sulle nostre montagne, ma facciamo il punto sulle cerimonie che appunto in questi giorni sono organizzate a Canazei per celebrare questo triste anniversario. È passato un anno da quel 3 luglio 2022, quando poco dopo le 13:45 il crollo di un seracco del ghiacciaio sulla Marmolada causò la morte di 11 alpinisti, di cui 7 del Vicentino. Un dolore immutato per i familiari delle vittime, ricorda Andrea, fratello di Filippo Bari, il 27enne di Isola Vicentina che in Marmolada perse la vita. Mi sembra che sia passato un giorno solo, nel senso che ancora non ti rendi conto di come le sensazioni che provi siano le stesse di un anno fa. Una foto, quell'ultimo selfie di Filippo, il suo sorriso, alle spalle la montagna che di lì a poco lo avrebbe travolto, divenne il simbolo della tragedia. Gli direi che mi manca un sacco e che avrei bisogno di parlare con lui, anche solo 5 minuti. Di pochi giorni fa l'archiviazione dell'inchiesta sulla tragedia, il GIP del Tribunale di Trento ha condiviso le motivazioni della procura e dei periti tecnici, secondo cui l'evento non era prevedibile. Io da un lato mi sento anche sollevato, ma parlo anche a nome della mia famiglia in generale, perché crediamo che comunque non ci sia mai stato un motivo per procedere dal punto di vista legale, perché comunque la tragedia è stata una casualità. Tra oggi e lunedì si svolgeranno tra Canazei e Passofedaia le commemorazioni per le vittime, cui parteciperanno anche alcuni parenti e le amministrazioni, tra cui i familiari di Nicolò Zavatta, di Barbarano Mossano, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti. Lunedì mattina la messa e la deposizione di una targa. Saremo presenti nella cerimonia di ricordo e commemorazione delle vittime, in quella di Canazei, lunedì mattina alla messa organizzata, e come vicinanza alla famiglia, a tutti i conoscenti, agli amici di Nicolò Zavatta. Grande lavoro della Protezione Civile del Trentino nel monitorare la realtà della montagna. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernarda, ha spiegato che ad un anno dal 3 di luglio la Marmolada appare imbiancata, ma il processo di scioglimento è lo stesso. Attraverso i rilievi con strumentazione ad hoc la Protezione Civile sta monitorando la montagna e sulla base dei dati spetterà a noi assumere i necessari provvedimenti. Diciamo no alle chiusure, questo è il sindaco di Canazei, ma intendiamo verificare se ci siano le condizioni per prevenire, pur sapendo che non è possibile mettere in sicurezza tutta la montagna. Marca trevigiana, andiamo a Mogliano, dove sono stati individuati i vandali che hanno dato fuoco ad una parte del parco di via Cotone. Si tratta di ragazzi che hanno tra i 10 e i 13 anni.
Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe. Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro del Parco dei Salici con gli arbusti date alle fiamme in pieno pomeriggio in via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro. E invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 qui di giugno con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia, bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso. Restiamo a Mogliano, l'area ex Nigi, dove dovrebbe sorgere una struttura di vendita, un grande parco commerciale. Le associazioni lanciano un'idea di riqualificazione, come ad esempio l'integrale recupero a verde dell'area, oppure in alternativa luogo di innovazione socio-territoriale. Vediamo di cosa si tratta. Area ex Nigi di Mogliano. Ben vengano i progetti di riqualificazione e rigenerazione di grandi spazi abbandonati ed in degrado, ma attenzione a ciò che poi si mette dentro questi spazi, che deve essere funzionale e utile al territorio e alla comunità. E questo in sostanza il messaggio che 9 associazioni di categoria, da Ascoma, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Lega Coop, Confcooperative, Confesercenti, Confagricoltura e CIA, hanno mandato al Comune attraverso le osservazioni alla variante 1 al PAT. Quindi sì al recupero, ma no l'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. È un processo che la comunità deve anche gestire, perché questi servizi sotto casa sono servizi fondamentali per il cittadino, per le fasce deboli. Lo abbiamo visto anche durante l'emergenza del Covid. Quindi noi non possiamo pensare di occuparci come amministrazioni solo di risolvere il problema del contenitore e quindi togliere il brutto e mettere il bello e mettere un qualcosa di nuovo, e non occuparci del contenuto. Il contenuto che entra in questi contenitori deve essere funzionale alla comunità, non funzionale alle esigenze di un privato. Il documento consegnato all'amministrazione comunale si chiude con una proposta concreta, che è quella del recupero a verde dell'area, ripristinando il più possibile le condizioni di naturalità dei suoli con la demolizione dei manufatti esistenti ed il trasferimento della cubatura in zone proprie e compatibili con l'edificato. Allora, a proposito di commercio al dettaglio, vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, partendo proprio da Riccardo Zanchetta, presidente FIDE di Confcommercio Treviso e non solo. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Lei rappresenta insomma tutti i commercianti al dettaglio in questa sede e non solo. Buongiorno, ben ritrovato. Alimentare, grazie, ben ritrovato. Poi abbiamo Tiziano Bosco, presidente del gruppo panificatori di Ascom Confcommercio. Buongiorno, buongiorno Tiziano, grazie a lei. Allora, il tema ovviamente è quello dell'inflazione. Con Riccardo Zanchetta ci si era visti diversi mesi fa per fare il punto. Certo. Riccardo, lei aveva lanciato, come dire, una sorta di allarme, una profezia che di fatto poi si è avverata. Allora cerchiamo un attimo di capire che cosa sta succedendo anche nel settore appunto del commercio al dettaglio alimentare, come siamo messi, com'è la situazione e che cosa ci attende. Certamente, il 22 è stato un anno oltre che horribilis, questo l'abbiamo già detto e ripetuto, ma è stato sotto gli occhi di tutti
quello che poi è avvenuto. Se ben ci ricordiamo, prima dell'estate abbiamo avuto un'esplosione dei costi delle materie prime, sia alimentari che quelle, diciamo, di tutti gli usi, quindi dalla plastica per gli imballaggi e così via. Poi però durante l'estate, non ce l'aspettavamo, sono arrivate le maxi bollette di gas, di luce e quant'altro. Tutto questo poi si è un secondino ridimensionato verso fine anno, ma non ha assolutamente tolto tutte le difficoltà che nel 22 ci sono state, naturalmente prima di tutto verso i consumatori che si sono visti crescere i prodotti e naturalmente anche delle aziende medio-piccole come le nostre, che siamo sia commercianti ma anche, come nel caso del mio collega, produttori, perché naturalmente si produce il pane fresco tutti i giorni o chiunque che possa avere una produzione. Quindi siamo trovati che addirittura lo Stato ci ha aiutato perché a fine anno, nell'ultimo decreto, ha permesso al bilancio di non inserire, per chi lo voleva, di non inserire gli ammortamenti. Questo ci ha aiutato molto perché effettivamente questo ha permesso a molte aziende di non andare in rosso e quindi almeno di non avere poi delle difficoltà con le banche e quant'altro. Anche perché Zanchetta venivamo da 2 anni di Covid. Esattamente, non dimentichiamo quello che era il pregresso. Quindi è stato un anno horribilis su 2 anni in cui si arrivava già col fiato lungo, come si dice. Il 23 è un anno di conseguenza ed era assolutamente prevedibile quello che stava avvenendo. Quindi uno scatto in avanti dell'inflazione dovuto a tutto quello che l'anno scorso poi pian pianino, perché se ben ricordate quante volte abbiamo detto che inizialmente tutte le maggiori spese ce le siamo assorbite noi, per cercare che gli aumenti fossero o graduali nel tempo o ritardati il più possibile. Poi arriva un punto in cui devi applicarli, perché anche il commercialista quando ti vede i numeri ti dice ragazzi o fate, se no qui stasera avete lavorato rimettendoci. L'anno 23, come stavo dicendo, ha prevedibilmente questo tasso di inflazione più elevato. Però cosa è successo? Che anche questo è un dato sotto mano, che le nostre aziende hanno dovuto necessariamente fare ricorso al credito, minore liquidità, perché effettivamente i margini sono scesi. Quel discorso che facevo prima degli ammortamenti era il fatto che altrimenti i bilanci non quadrano. Siamo riusciti ad avere ricorso al credito, qui niente da dire, però naturalmente questo ha aumentato quelle che sono le esposizioni bancarie. A questo punto arriva, come si dice, la ciliegina sulla torta, quindi aumento dei tassi bancari, aumento delle spese bancarie in generis e naturalmente questo costo che va a implementare quegli altri costi che hanno avuto, diciamo, un piccolo ridimensionamento rispetto a un anno fa, ma sicuramente siamo sopra moltissimo rispetto al periodo precedente. Tra l'altro quello che ci racconta l'Unione Europea è questa tendenza, questa intenzione di continuare ad alzare i tassi di interesse. Mi pare che insomma il governo si stia ponendo di traverso, questa è la loro politica per abbassare l'inflazione, ma evidentemente che cosa potrebbe causare un nuovo rialzo dei tassi di interesse? Un nuovo rialzo è un problema serissimo perché, come ben si sa, noi paghiamo trimestralmente quelle che sono le competenze bancarie, ma quello che è la voce che stiamo parlando adesso, quindi il tasso di interesse, quegli interessi le aziende li pagheranno a fine del 23 e si ritroveranno nella groppa tra gennaio e febbraio. Normalmente per fine febbraio questi vanno liquidati. Quindi questa è una situazione che fa anche protrarre nel tempo, almeno fino a febbraio per l'uso del pagamento, ma anche successivamente di sicuro, perché ci troveremo sempre con questa quota finanziaria molto elevata da dover pagare, di cui ho la sensazione che anche molti miei colleghi non se ne rendano conto, perché non è così facile fare questi conteggi, perché una volta questi conteggi, fino a 3 anni fa circa, venivano fatti trimestralmente, poi la legge è cambiata, si pagano una volta all'anno, va bene anche questo, però non c'è la sensazione. Ci troveremo una bella botta sicuramente, questo lo metto già qui nero su bianco, ci ritroveremo a parlarne, ma troveremo una bella botta, ma questo cosa vuol dire? Che continuerà a mantenere alto questo tasso inflattivo. E questo tasso inflattivo con la Lagarde che mi viene a dire andiamo ancora ad aumentare i tassi, allora posso capire che l'economia è una formula matematica e sicuramente in macroeconomia
queste manovre hanno un senso. D'altronde l'economia non l'abbiamo inventata noi, ci sono state delle teste ben più raffinate. Ma in Italia, che abbiamo queste nostre piccole e medie imprese, manufatturiere, ma se è il caso nostro anche alimentari, questo andrebbe e va assolutamente rapportato. Non sto dicendo che abbiamo bisogno degli aiuti di Stato, ma va sicuramente rapportato, perché non si può fare di tutta l'Europa un fascio. Non alzare i tassi di interesse. No, e difatti sono assolutamente d'accordo con quello che dice il governo, la Meloni in primis e anche il Ministro dell'Economia, e non va bene aumentare ancora i tassi, ma assolutamente no, anzi. Tiziano Bosco, stiamo parlando di aumenti dei tassi, facciamo un passo indietro, le materie prime, il pane è aumentato, se andiamo a comprare il pane è aumentato, come è aumentato il latte. Voi che tipo di cambiamento, ce la racconta un po' questa curva degli aumenti e come l'avete gestita? A quanto sta oggi il pane? Beh, il pane adesso, a dire la verità, il pane non è aumentato tantissimo, ha avuto un aumento diciamo abbastanza normale in base ai costi. Se teniamo conto che le materie prime sono aumentate quasi tutte quante del 100%, del gas, energia elettrica, ne abbiamo già parlato. Purtroppo noi come attività consumiamo tantissima energia elettrica e tantissimo gas, e le nostre aziende sono di solito all'interno di centri abitati, quindi difficilmente possono utilizzare energia elettrica che arriva da fonti rinnovabili, da pannelli solari e quant'altro, quindi per forza i costi li abbiamo presi tutti. E il pane sì, qualche ritocco c'è stato, però se guardiamo bene nella nostra zona in Alta Italia non ha avuto ritocchi molto importanti, parliamo attorno al 6-7%. Invece le vostre bollette di quanto sono aumentate? Le bollette sono quadruplicate, parliamo di bollette che di norma erano sui 700 euro, parliamo del gas, ma l'energia elettrica siamo sempre in linea e sono schizzate a 3.000 euro, quindi non c'è rapporto. Ma lì non è una questione che vogliamo piangere, perché tutte le famiglie hanno subito gli stessi aumenti che abbiamo subito noi. Noi chiaramente in proporzione, però gli stessi aumenti anche degli affitti dati anche dall'inflazione, dall'Istat. Tutti questi aumenti li abbiamo subiti noi come azienda, come li ha subiti il cliente, come li ha subiti il consumatore. Aumenti dei tassi di interesse e quindi stiamo cercando di limitare i danni e mantenere comunque, perché a dire la verità da gennaio-febbraio un piccolo calo si è notato, non siamo arrivati alla situazione precedente, comunque sono calate un po' sia le materie prime che l'energia elettrica e il gas, quindi un piccolo margine l'abbiamo recuperato, lo stiamo perdendo con l'aumento dei tassi di interesse, con l'aumento degli affitti, con l'aumento delle rivalutazioni del TFR di dipendenti, perché anche quella una rivalutazione del 10% giusta, quanto si voglia, perché è corretta, perché chiaramente altrimenti gli stipendi, la perdita di valore degli stipendi è giusto diciamo quantificarla e dare il giusto premio ai nostri collaboratori, e ci teniamo a ringraziarli anche per il lavoro che fanno, però per l'azienda diventa un costo che bisogna sostenere e bisogna metterlo in conto, che come diceva alla fine il bilancio deve avere i propri margini. Senta, lei è panificatore da diverse generazioni, no? Ci raccontava che suo nonno era panificatore, poi suo padre. Allora in tutto questo arco di tempo come è cambiato la produzione ma anche il consumo di pane? Consumiamo meno pane rispetto ad una volta? Sì, appunto, consumiamo molto meno pane, quindi sì, se parliamo che il consumo medio nel dopoguerra era attorno a 1 chilo pro capite, adesso siamo ridotti ai 50-60 grammi pro capite. Quindi vi rendete conto che se 1 chilo di pane adesso di media può costare dai 4 ai 6 euro, diciamo 5 euro,
e una persona consuma 40-60 grammi di pane al giorno, se parliamo di un aumento di un 6% o di un 10%, parliamo di centesimi che incidono molto poco, però chiaramente il pane è sempre stato l'indice, il punto di riferimento dell'alimentazione italiana soprattutto, ed è giusto che sia così perché è la base dell'alimentazione sana, della dieta mediterranea. Allora, stiamo sui consumi. Zanchetta, i consumi. Noi abbiamo degli indicatori che ci raccontano di come è cambiato il comportamento del consumatore a fronte di questi aumenti dei prezzi, dell'inflazione che, insomma, come si diceva, hanno toccato tutti i settori. Ma il consumatore si sta comportando in una maniera, chiamiamola, anomala. Ma siamo ormai abituati, dal Covid, da mille situazioni sono create, abbiamo visto che il consumatore prende delle direttive sue personali e vanno fuori da degli schemi che erano ormai assodati. Faccio un esempio, ci ricordiamo quando in tempo di crisi 2010-2012 i prodotti tecnologici erano comunque al boom e naturalmente potevano sembrare non necessari o meno necessari del cibo, però effettivamente erano al primo posto. Io qui ho un'indagine freschissima, ve la porto proprio quasi in diretta, di Unioncamere e in collaborazione proprio con Confcommercio. È un'indagine tra l'altro del Veneto, quindi molto aderente al nostro territorio. Perfetto. E qui mi faccio anche un sorriso perché mi spinge un po' all'ottimismo o al fatto che noi veneti almeno la vediamo in senso, chiamiamolo buono, positivo, la vedo. Dopo chiaramente ognuno, in base a quello che vi dirò, faccia le sue considerazioni. Innanzitutto da questa indagine esce che solo un veneto su 10 vorrà o tenterà di spendere più di quello che ha speso nel 22. Normale. Mi tocca anche dire che sarà quasi impossibile perché proprio per l'effetto inflattivo tenterà di non spendere di più, ma sarà molto difficile. Sarà complesso. Però dall'indagine risulta che una sola su 10 è la persona che è disposta a spendere di più. Poi scendendo nel specifico, e qui addirittura il dato di Treviso, nei dati dove si è più propensi a spendere, qui parliamo che mettiamo in campo l'abbigliamento, il benessere, la cura della persona, i libri, i viaggi, vacanze, attività sportive, arredo per la casa, quindi tutte quelle che sono le merceologie in cui uno va a spendere. In provincia di Treviso, ma praticamente in tutte tranne una, Rovigo, ma tutti i veneti dicono dove io spenderò di più nei miei capitoli di spesa nei mesi estivi, beh, questa è un'indagine proprio nei consumi estivi 23, più fresca di così non si può. Ci siamo dentro. Brava, la bella notizia, io la prendo come bella perché la prendo come la punta di ottimismo, magari qualcun altro può dire un po' amara. Il primo posto con 79,5, quindi sul classe a tutte le altre, spenderà di più nelle ristorazioni, nelle sagre e negli eventi gastronomici. Vuol dire che c'è la volontà di trascorrere bene l'estate, sicuramente di godersi il bello della vita, soprattutto sotto il profilo del cibo, dell'alimentare. Di questo ne siamo orgogliosi, credo Tiziano, perché anche perché c'è una buona qualità, no? Che di fatto viene offerta nel stiamo settore. Anche collaborando con la FIPE in maniera fattiva perché il mondo del cibo in Italia è stato, pur essendo sempre stato molto importante, è stato ulteriormente rivalutato e qualificato, perché il lavoro che stiamo facendo come categoria è quello di riqualificare i nostri negozi che sono già qualificati, importanti nel territorio dove operano, ma stiamo cercando, e ci sarà una bella iniziativa che faremo il 20 settembre al Teatro Accademico di Castelfranco, dove la chiameremo questa iniziativa Botteghe in vetrina, perché non dobbiamo, e cercheremo di metterci belli in vista, perché non dobbiamo aver timore di dire noi siamo altrettanto al pari dei ristoratori, portatori del buon cibo presso i nostri cittadini. La interrompo Riccardo perché appunto prima dietro le quinte si diceva che questo passo in più che stanno facendo i panificatori è anche offrire dei prodotti, come dire, che sono a corredo dell'aperitivo, no? Cioè diciamo dalla pizzetta piuttosto che anche ai dolciumi, cioè c'è stata una grande evoluzione anche della produzione dei panificatori in un'ottica di qualità di prodotto
del territorio, in un'ottica di eccellenza. Cioè voi state lavorando anche a questo, nonostante le grandi difficoltà dell'aumento dei costi, l'aumento delle materie prime. Ecco, questa è un po' la direzione che sta prendendo il comparto. Sì. E il consumatore se ne sta rendendo conto, no? Vi dà ragione in questo. Sì, certo, come si diceva prima, il consumo di pane è calato vertiginosamente in questi anni, quindi le nostre attività non potrebbero reggerci solo sulla produzione di pane, ma devono per forza pensare e cercare di percorrere strade diverse. Le strade che ognuna delle aziende ha pensato è quella di pensare più che altro alle colazioni la mattina, alla piccola ristorazione all'orario di pranzo, ma anche a pensare di fare degli aperitivi e dei prodotti di aperitivo per chiudere la serata. Un po' più lavorati, sì, no? Da fare le pizzette, ma piuttosto dei prodotti di sfoglia, salateria, cracker, grissini. Dolci, i dolci li facevamo già, siamo bravi a fare i panettoni, le colombe, ma proprio rivolgersi a un consumatore giovane, voglioso di provare sia i nostri prodotti, ma anche, perché no, il prosecco, il cocktail. E dopo avremo anche i viticoltori qui, proprio in questa sede, dopo di voi. Allora, 79% abbiamo detto i prodotti dell'alimentare, al secondo posto chi abbiamo? Quindi ci sta dicendo comunque che probabilmente dopo anni di Covid, quindi di restrizioni, il consumatore veneto ha scelto di non rinunciare al proprio benessere. Guardi, il secondo posto staccato di ben 6 punti abbiamo comunque l'abbigliamento, le calzature, che quindi è un bene necessario. Insomma, la nostra vocazione al manifatturiero. Restiamo coi piedi per terra, però la vocazione a dire l'estate me la godo penso sia una bella scelta di vita. Allora, parliamo di personale, perché c'è un altro tema, no? Si cerca di lavorare, si fa ricorso al credito per, come dire, per reggere l'urto di questa impennata di costi, ma il settore dal punto di vista della forza lavoro come va? Perché c'è un buon trend, ce l'ha dato Veneto Lavoro, di assunzioni, quindi diciamo il tasso di disoccupazione nel nostro territorio è calato, eppure per determinate professioni si fa ancora fatica. Come è messo il settore dei panificatori? Noi siamo in difficoltà perché facciamo fatica a trovare personale che venga a lavorare da noi, voi perché la nostra categoria si pensa sia un lavoro molto duro, perché ci alziamo presto la mattina, e per questo, anche se alzarsi presto la mattina vuol dire avere il pomeriggio libero per fare quello che si vuole, per darci ai nostri hobby, per altre attività, per dedicarci alla famiglia, ma comunque le nostre aziende stanno cercando, appunto come si diceva prima, diluire i tempi di lavoro, quindi spostarli più verso la sera e alzarsi un po' più tardi la mattina, quindi iniziamo verso le 5-6 e spostiamo il lavoro verso altri orari. Quindi è il settore che si sta adattando ai lavoratori, no? È quasi un paradosso. Sì, per forza, perché se non abbiamo la forza lavoro, tenete conto che abbiamo 2 istituti professionali a Treviso, uno è a Lanceno Uigo e uno è a Oderzo, e ogni anno, quando escono, e soprattutto in questi anni, quando escono i ragazzi formati dalla scuola, hanno già il lavoro in tasca. Lavoro che si sono già procurati durante gli stage lavorativi presso le nostre aziende. Tra l'altro, lei diceva, ci sono delle aree della Marca trevigiana un po' più scoperte da questo punto di vista. Sì, la zona scoperta è la zona della Castellana, di Montebelluna, Castellana, Asolo, e quindi stiamo cercando con le scuole professionali di organizzare, abbiamo già individuato un laboratorio per poter fare dei corsi professionali nella zona della Castellana. Abbiamo anche un accordo che verrà siglato a breve per fare dei corsi all'interno dell'alberghiero Maffioli di Castelfranco, per poter formare delle persone che poi possono venire a lavorare da noi, perché oltre al problema di trovare il personale, abbiamo il problema di trovare anche chi ci sostituirà nelle nostre aziende.
Perché il cambio generazionale, perché io ho mio figlio che sta continuando la mia attività, ma altri non hanno la fortuna di avere i figli, quindi devono trovare a chi lasciare le aziende per poter continuare. Aziende comunque in piena autonomia e in piena attività e che danno comunque delle buone soddisfazioni. Il tema del lavoro è sentito, vissuto anche nel settore del commercio al dettaglio, com'è la situazione? Allora, sicuramente il dettaglio ha bisogno di una figura specializzata. La bella notizia è che è stato inoltrato al Ministero di competenza tutto l'iter perché venga riconosciuto questa specializzazione all'addetto dell'alimentazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma è uno degli argomenti di una riunione che avremo a breve come gruppo alimentare, perché finalmente a Roma si sono superati tutta una serie di iter procedurali e come esiste lo chef, che è una figura professionalmente riconosciuta e naturalmente qualificata e anche remunerata, anche chi sarà specializzato in macelleria, nel taglio del grana o nel fare il panificatore avrà un suo specifico. Quindi sicuramente queste persone verranno remunerate in maniera più specifica. Vi chiedo un commento prima di andare in pubblicità e poi ovviamente riprendere qui in studio come sempre in diretta. Oggi tutti i quotidiani, giornali nazionali parlano del salario minimo con il no che arriva dal governo e le opposizioni che stanno attaccando, la Schlein sta attaccando dicendo il lavoro va pagato e torna di stretta attualità il tema del salario minimo. Posso chiedervi un parere personale su questo? Parto io? Prego, prego Riccardo. Abbiamo assolutamente necessità di dare questa nobiltà al nostro lavoro. Mi permetto di dire che le nostre, essendo aziende veramente medio-piccole, con 2, 3, 5 collaboratori, non si fanno cavolate, perché l'azienda tantissime volte è un'azienda ben radicata nel territorio e cerca, per quanto possibile, di essere sempre in regola, anche eticamente parlando. In realtà non mancano dei casi fuori luogo, ma l'atteggiamento nostro, ma assolutamente non perché sono qui in TV, bisogna dire le cose, no, l'atteggiamento è che anche un giovane di primo impatto è giusto che sia pagato magari meno rispetto a una persona che ha anni di esperienza e qualificato, ma deve essere nobilitato, perché altrimenti questo giovane, al di là di avere poca poi affezione al lavoro, sicuramente questo giovane non riesce a fare quello che desidera, quindi avere un mutuo, un prestito, quello che serve. Quindi anche i contratti a tempo indeterminato, per quanto difficili siano da gestire per un'azienda, ma sono corretti e che vengano dati. Poi naturalmente ci vogliono anche delle flessibilità a livello contrattuale successivo, ma nobilitare il nostro lavoro vuol dire anche nobilitare i nostri lavoratori. Salario minimo e poi un welfare anche, no? Insomma, parlavamo del fatto che manca forza lavoro e più andiamo avanti, più i dati sulla natalità ci raccontano di una società in grande difficoltà. Sì, appunto. Allora, noi come panificatori abbiamo un contratto nazionale di lavoro che è al di sopra dei 9 euro che parlano sicuramente. Poi abbiamo anche un integrativo regionale che anche quello aiuta ad aumentare questo trend di aumenti. Abbiamo anche l'integrativo regionale che ha una buona dose di welfare e anche la parte nazionale. Però probabilmente il problema grosso è il decremento della demografia, cioè nascono sempre meno giovani in Italia e questo crea un grossissimo problema. I lavoratori sono sempre più rari, ma perché proprio non ce ne sono, non c'è la disponibilità di lavoratori. E io mi sono scritto un dato che ho letto nell'ultima indagine dell'Istat. Dal 2012 al 2022 i lavoratori al di sotto dei 50 anni sono calati del 22%. Per contro, quelli dai 50 ai 65 anni sono aumentati del 41% e quelli oltre i 65 anni sono aumentati del 70%. Detto questo, è facile fare... Questa è la fotografia. Questa è la fotografia. È una fotografia che crea dei grossi problemi. Se noi non pensiamo a un welfare, magari non solo come
come Stato, ma anche come aziende, come Confcommercio, unendoci tutti assieme e non diamo modo alle famiglie di fare i figli e soprattutto di poterli mantenerli e di non creare... Il figlio non deve diventare un costo per la famiglia, altrimenti ci troveremo veramente in grosse difficoltà. Allora, ci fermiamo, devo andare in pubblicità, poi un ultimo passaggio tornando al tema dell'inflazione, quindi restate con noi, a tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora buona domenica a tutti voi. Il tema è quello dell'inflazione, non solo del lavoro. Siamo con Tiziano Bosco, che rappresenta i panificatori della marca trevigiana, e Riccardo Zanchetta, che rappresenta invece i commercianti al dettaglio del settore dell'alimentare. Inflazione e non solo, il tema è anche quello delle politiche europee, con il braccio di ferro del governo che si è messo di traverso all'intenzione di alzare i tassi di interesse. Alzare i tassi di interesse come ricetta europea per abbassare l'inflazione, che però non vi trova d'accordo come settore. Allora, che il costo del denaro, come è normale che sia, dovesse avere una piccola modifica, questo era già nel preventivo. Abbiamo già superato quella soglia e intendono rialzarlo ancora. Abbiamo già visto negli Stati Uniti che questo non ha portato grandi risultati. E non so perché qui si voglia perseguire. Sicuramente ci saranno delle politiche a livello macroeconomico ai cui non ho la competenza. Ripeto quello che dicevo prima, chi ha un mutuo in piedi, chi ha uno fido di cassa, ma anche il consumatore che naturalmente fa il prestito al consumo, andate a vedere bene quelli che sono i vostri tassi, quello che pagherete, quello che vi arriverà in conto. Perché chi ha la fortuna di avere un tasso fisso, perché è riuscito a ottenerlo a suo tempo, in questo momento è un graziato, ma tutti gli altri consiglio di controllare. E se ci sono degli imprenditori, fatevi già fare dei conteggi in anticipo, perché io voglio bene, perché le banche ci dobbiamo convivere. Lei come presidente, insomma, del gruppo di Confcommercio si sta mettendo in contatto un po' con i suoi per sondare un po' il terreno, perché non ci siano situazioni pesanti a gennaio? Ma più che altro di mettere in guardia, perché cosa succede? Che di solito ti danno 10-12 giorni di tempo, ti arrivano i conteggi e poi devi pagare. Vabbè, negli ultimi anni ce l'abbiamo fatta, ma la sorpresa, purtroppo sono ragioniere, come lo sei tu Tiziano, i miei conti li faccio ancora anche alla sera, carta e penna, quello che serve, e mi rendo conto che sono non moltiplicati, sono veramente molto più alti rispetto all'anno scorso, e questa sorpresa ce la ritroveremo a gennaio-febbraio. Naturalmente già le competenze del trimestre noterete che sono più elevate, per cui è bene tenersi in contatto con la propria banca di fiducia, lavorare con le banche che naturalmente ti danno trasparenza e fare un ricorso al credito. Per questo momento, questo è il mio consiglio personale, moderato o solo se necessario. C'è il rischio, secondo lei, Riccardo, di un ricorso al credito, come dire, illecito nel nostro territorio? Il nostro è un territorio fondamentalmente sano. Abbiamo aziende consolidate, ben conosciute, ben monitorate. È chiaro che se un'azienda entra in difficoltà ed entra in un circolo virtuoso ma negativo, in quel circolo che naturalmente poi è difficile uscirne perché l'interesse si matura l'interesse, nasce quel circolo che conosciamo bene quando poi i conti li devi pagare, francamente potrebbe avvenire. Potrebbe succedere. Potrebbe avvenire, ma un ricorso al credito, guardi che non è illecito, perché ci sono molte finanziarie, molte società, poi con i social vieni raggiunto in qualsiasi maniera, soldi domani mattina se li vuoi sono lì pronti a disposizione. Dopo però quando vai a vedere che il tasso di interesse e quant'altro cosa paghi, è chiaro che quello, ed è tutto comunque lecito, non è... No, certo, quindi attenzione, insomma, attenzione. Molta attenzione, perché questo è il lato dolente. Poi, ultimo, giusto per dire, siamo già in una fase di tensione operativa, perché veniamo da un anno difficile, abbiamo comunque i costi elevati, questo dei flussi finanziari è elevato, dobbiamo tenerci anche una fascia di rispetto se capita l'elemento sorpresa negativo da qui a fine anno. Ricordiamoci sempre che a Pasqua, quando sono stato qui da lei
parlavamo di un argomento, ma già a giugno l'argomento era ben variato. Non vorrei, e mi auguro veramente di no, che si rimanga in questo ambito almeno conosciuto. Tiziano Bosco, a caccia di personale perché il lavoro c'è evidentemente, anche se come dire, lo scenario è quanto mai instabile, no? Lo stiamo raccontando, però il lavoro c'è in questo momento, quindi... Sì, no, io volevo fare un appello però, perché all'interno del sistema Confcommercio io faccio anche parte di Fidimpresa. Quindi l'appello che volevo fare è che se un'azienda è in difficoltà e vede come alternativa avvicinarsi a un credito non proprio, come si può dire, limpido, molto, è meglio che prima si rivolga a Confcommercio e noi tramite Fidimpresa vediamo se riusciamo in qualche maniera, anzi credo proprio che riusciremo a dare una mano e dare una risposta come minimo regolare e limpida, trasparente all'azienda. Anche questo è il valore, no, dell'associazione di categoria, sì, no? Cioè che... Perché magari queste cose non si conoscono, ma c'è proprio nel sistema c'è una branchia che segue proprio il credito e che riesce a dare delle risposte abbastanza serie e appropriate alle aziende. Grazie Prego. a Tiziano Bosco, grazie a Riccardo Zanchetta per essere stati con noi in questa domenica, un ventaglio molto ampio di tematiche che però riguardano tutti, riguardano i produttori, i commercianti e evidentemente anche i consumatori. Tocchiamo un altro tema ora, sempre per parlare di stipendi, perché fino a dicembre tra i 70 e i 90 euro al mese in più in busta paga per gli stipendi entro i 35.000 euro. Grazie al decreto lavoro il calcolo è della CGA di Mestre. Vediamo il servizio. Con il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo ci saranno più soldi in busta paga, ma gli effetti del decreto lavoro saranno temporanei, termineranno il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, per gli stipendi fino a 25.000 euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%, con un ipotetico aumento dello stipendio di circa 70 euro al mese. Mentre per le retribuzioni tra i 25 e i 35.000 euro lordi, la riduzione sale dal 2 al 6%, con un possibile aumento in busta paga di circa 90 euro mensili, fino al 31 dicembre. È una misura che servirà a contrastare anche l'inflazione. Ora però vanno trovate le risorse per renderla permanente, anche perché abbiamo capito che il caro vita purtroppo durerà molto più di quanto prevedevamo. Ora abbiamo bisogno di un fisco meno esigente, più equo e più efficiente, anche per contrastare più efficacemente chi evade. A proposito di tasse, a giugno, che assieme a novembre è il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali, tra IVA, IRES, IMU, IRAP, IRPEF, eccetera, i contribuenti veneti hanno versato una cifra che la CGA stima in 5 miliardi e 800 milioni di euro. Tornando al fronte stipendi, invece, nessun aumento per i pensionati, nonostante su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio sia comparsa la voce aumento pensioni basse 2023. A spegnere subito gli entusiasmi è lo SPI-CGIL del Veneto, che parla apertamente di presa in giro. Sotto quella sigla è stata messa la 14ª mensilità, un provvedimento del 2007 ulteriormente allargato nel 2016. Si continua con le bugie per coprire l'inerzia, l'inattività, l'immobilismo di questo governo nei confronti della riforma delle pensioni, che stiamo aspettando da lungo tempo, che vengano mantenuti gli impegni che hanno assunto in campagna elettorale e che venga dato un aiuto concreto alle pensionate e ai pensionati che hanno delle pensioni basse. Eccoci, allora adesso, come in qualche modo avevamo già annunciato, cambiamo argomento, passiamo dall'alimentare all'agricoltura alla viticoltura per raccontarvi dell'edizione, la quinta edizione di Vite in Campo, e lo facciamo però introducendo un servizio del nostro Lucio Zanato. Guardate che cosa è accaduto la scorsa notte a Susegana. Chi passava lungo la Pontebana avrà notato degli intensi fasci di luce bianca e azzurra che provenivano dai vigneti ai piedi del castello. Ve le facciamo vedere.
Quasi uno spettacolo luminoso, la notte di Vita in Campo 2023 organizzata dal Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza, dove sono stati messi a confronto i macchinari per i trattamenti con i fitofarmaci, moderna evoluzione delle botti con gli eroratori accusati dall'opinione pubblica di diffondere i pesticidi nell'aria. La prova consisteva nel trattamento con un liquido innocuo ma visibile agli ultravioletti per vedere quanto viene effettivamente applicato al filare e quanto invece finisce a terra o si disperde nell'aria. E qui c'è la magia. Qui vediamo la foglia, pagina superiore, pagina inferiore, quel colore rosso che vediamo è il liquido che è stato distribuito, che funziona da tracciante. Vediamo come il prodotto è penetrato all'interno del grappolo. Per quanto riguarda invece i cittadini, questo significa che tutto il materiale è finito sulla pianta e non viene disperso nell'aria. Sì, infatti se noi andiamo a fare delle riprese fuori dalla vegetazione e andiamo a vedere per esempio per terra, non troviamo la stessa luminosità, gli stessi colori che troviamo all'interno della vegetazione, il che significa che il prodotto è andato a bersaglio. A descrivere le prove Odino Bin, uno dei tecnici storici del Condifesa, che da sempre si batte per la viticoltura sostenibile, come per le malerbe, fino a ieri eliminate con il famoso glifosato, ed oggi con questi lanciafiamme per il biodiesel. Tutto ci può aiutare ad andare verso la riduzione di fitofarmaci, la riduzione di diserbi. Ricordiamo che entro il 2030 noi dobbiamo ridurre del 50% i fitofarmaci e del 30% ad esempio i concimi. Sostenibilità imposta dall'Europa, che finanzia ricerche sempre più avanzate, come questi pannelli a raggi ultravioletti, moderna risposta ai fitofarmaci. Diamo un apporto energetico alla pianta che aumenta la vigoria, si autodifende e quindi rafforza le sue... Solo con la luce? Solo con la luce, sì. E voi avete già testato questa cosa o è via sperimentale? Macchina già collaudata e testata in Francia, che viene venduta già da 4-5 anni. Con che risultati? Si riesce a risparmiare da un 20 a un 50% di fitofarmaco. Una notte di luci che sono un segnale di come la sfida alla sostenibilità del Prosecco, ma non solo, può essere vinta. La scommessa sulla quale stiamo lavorando un po' tutti, che ci viene chiesta appunto dalla Comunità Economica Europea, quella di ridurre l'impatto ambientale addirittura nella misura del 50% entro i prossimi 7 anni, quindi è un appuntamento anche abbastanza vicino. E allora noi ne parliamo in studio con Valerio Nadal, presidente di Condifesa. Grazie per averci raggiunto, Valerio. In collegamento Antonio Boschetti, direttore dell'Informatore Agrario. Buongiorno, buongiorno direttore, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora abbiamo introdotto questa chiacchierata con le bellissime immagini raccolte dal nostro Lucio Zanato, che sappiamo essere insomma grandissimo esperto del settore. Vita in Campo, che una volta si chiamava, come si chiamava? Si chiamava, l'idea è nata così, più meccanica, meno chimica. In effetti il video che abbiamo appena visto, al di là della speccolarità, diciamo, della serata, delle immagini, dei colori, però è l'efficacia e l'efficienza di questo risultato. Oggi effettivamente le macchine, dobbiamo ringraziare i costruttori perché si sono impegnati, hanno investito su questo, sono riusciti effettivamente a creare delle macchine talmente innovative che riescono a ridurre quella quantità e entità di agrofarmaco senza creare rischiosità alla pianta nel controllo delle fitopatie. Perché l'irrorazione avviene in maniera, come possiamo dire, più precisa, no? In maniera migliore, quindi avete sentito, no? Poco si libera nell'aria, ma poi c'è anche una normativa europea che ci chiede di usare meno chimica. Che cosa dice oggi e che cosa dirà domani la normativa? Allora, Farm to Fork ne parlano ogni giorno. Il 2030 non è che sia tra 20 anni, è domani, perché il 2030 arriva subito. Ecco, noi vogliamo arrivare collaborando con il mondo dell'agricoltura in modo tale che il 2030, quella che sarà una imposizione, perché sarà una regola, arrivare dove gli agricoltori siano già pronti a questa regola, che abbiano già le aziende predisposte comunque con gli investimenti che hanno fatto ad eseguire i trattamenti riducendo quel 50% di agrofarmaci e riducendo anche la concimazione, perché vogliono ridurre anche la parte dei fertilizzanti del 20%. Allora, l'utilizzo di queste macchine appropriate, altamente tecnologiche, qui parliamo di agricoltura 4.0, agricoltura di protezione, mappatura
cultura dell'azienda, monitoraggio, raccolta dati e intervento. Questo è il nostro futuro. Vogliamo arrivare al 2030 dove che comunque sarà già tutto predisposto, non sarà domani cosa faremo. Al 2030 dobbiamo essere già pronti a superare questa nuova sfida. Senta, ma quanto costa però questa sfida? La sostenibilità poi, quanto costa? La sostenibilità ha un costo, non è che non abbia un costo, gli agricoltori su questo investono parecchio. Tant'è vero che come Consorzio di Difesa il ruolo del Consorzio qual è? Mettiamo in sicurezza le aziende dal punto di vista del reddito, perché se c'è reddito c'è investimento e i costi vanno onorati. Noi purtroppo la sfida non è solo il 2030, la sfida è anche le condizioni climatiche, le fasi fenologiche della pianta, ogni anno è un anno a sé, non lo possiamo né predisporre né prevenire. Chiaramente dobbiamo prevenirlo con degli strumenti più appropriati. E allora su questo mi riferisco alla lotta passiva che stiamo portando avanti come Consorzio TVB e siamo il consorzio oggi più grande d'Italia perché sappiate che assicuriamo oltre 650 milioni di euro di assicurato. Abbiamo affiancato al sistema assicurativo un fondo mutualistico, il nostro consorzio è il consorzio a livello Veneto e Friuli riconosciuto dal Ministero come organismo di gestione dei fondi mutualistici. Praticamente strumenti assicurativi e mutualistici ci devono dare quella sicurezza del reddito in modo tale che l'investimento va onorato nello spirito della tecnologia e dell'avanguardia. Senta, direttore Antonio Boschetti, prima al telefono si diceva che questi cambiamenti climatici non sono più ideologia, sono evidenti, addirittura la vendemmia è stata anticipata proprio insomma, per la mancanza di acqua, abbiamo avuto diversi mesi che hanno inaridito le falde. Allora, quali sono questi cambiamenti e che cosa significa poi, come si traduce la sostenibilità nel lavoro del viticoltore? I cambiamenti climatici sono un dato di fatto, non sono certamente più, non si può più discutere, si può discutere sulla causa che ha portato questi cambiamenti climatici, ma il cambiamento climatico, ripeto, è un dato di fatto. Ci sono degli studi che evidenziano come ad esempio la vendemmia in alcune areali, ad esempio quello del Trentino, sia stata anticipata addirittura di 30 giorni perché le temperature medie sono più alte e la ripresa vegetativa primaverile è anticipata e quindi tutto il ciclo fenologico della pianta è anticipato. Ma questo determina anche dei cambiamenti sulla fisiologia, sulla vita delle malattie delle piante, degli insetti e dei funghi che diventano più aggressivi. Per cui la sfida della sostenibilità è una sfida che, come diceva anche Valerio Nadal, si vincerà soltanto con investimenti e tecnologia. Ecco, su questo punto ci tengo a sottolinearlo perché la vera agricoltura, l'agricoltura del nostro paese è un'agricoltura, non è quella del contadino con la zappa, ma è quella dell'imprenditore che dispone e che investe per acquisire macchine e tecnologie molto costose e che servono per andare proprio nella direzione della sostenibilità. Nell'area trevigiana, Treviso, Vicenza, eccetera, ci sono oltre, ecco, le stiamo vedendo l'immagine, oltre 1 migliaio di macchine a recupero. Sono delle macchine molto costose, ma che limitano fortemente l'effetto deriva, cioè quell'effetto di dispersione della soluzione che viene utilizzata per combattere all'interno degli agrofarmaci, che viene utilizzata per combattere le malattie. Ecco, questo è un numero incredibile, questo fa della nostra viticoltura la viticoltura più sostenibile probabilmente d'Europa. Sicuramente in Italia non esiste un ambito territoriale dove ci sono così tante macchine a recupero e questo sottolinea la sensibilità dei nostri agricoltori, l'attenzione verso l'ambiente. Senta, a proposito di Europa, la PAC, no? L'Europa che cosa dà oggi per innovazione e tecnologia all'agricoltura?
Ma la PAC è uno degli assi portanti della PAC è proprio l'innovazione tecnologica, quindi la PAC sostiene in maniera molto importante l'innovazione tecnologica e con dei finanziamenti che arrivano anche al 40-50% a fondo perduto talvolta. Abbiamo un appuntamento importante adesso legato per esempio al PNRR, quindi non solo PAC, ma anche nel PNRR ci sono circa 350 milioni di euro destinati a sostenere gli investimenti in agricoltura per la meccanizzazione sostenibile. Si parla di macchine ad azionamento elettrico, si parla di trattori addirittura elettrici, e anche a vita in campo si potevano vedere dei robot, perché oggi in viticoltura si usano anche i robot, in agricoltura in generale si usano anche i robot spesso sono completamente elettrificati e talvolta l'energia elettrica che utilizzano è quella che viene prodotta sui tetti delle aziende agricole attraverso i pannelli fotovoltaici. Ci sono finanziamenti anche per l'installazione infatti di pannelli fotovoltaici soprattutto per incentivare l'autoconsumo all'interno dell'azienda agricola in un circuito chiuso e virtuoso che consente quindi anche l'autosufficienza energetica dell'impresa. Senta Nadal, lei parlava prima di 2030, no? L'Europa, continuando insomma, a parlare di mamma Europa, no? Chiede una riduzione del 50% dell'utilizzo di agrofarmaci. Quanto ci costa, quanto è costoso uno sforzo di questo tipo e come siamo messi? Ma guardi, il costo è onoroso perché effettivamente è un costo, ma l'agricoltore comunque è predisposto, è convinto nell'investimento. C'è consapevolezza allora nel comparto? C'è consapevolezza. L'agricoltore sappi che comunque nella provincia di Treviso, diceva bene Antonio, ci sono oltre 1000 macchine a recupero. E è un investimento, cioè oggi l'agricoltore sta investendo per cercare di proteggere il proprio prodotto in funzione della sua azienda, ma in funzione del suo consumatore, perché il consumatore, lo dico, è suo perché è il suo cliente, è il nostro cliente. Allora noi dobbiamo, perché sono anch'io un agricoltore, dobbiamo operare nel rispetto della nostra azienda, del territorio, ma anche nel rispetto di chi opera, dell'agricoltore stesso. Questo investimento va onorato. Per fortuna viviamo in un'area che ha un'economia importante perché ci troviamo, eravamo nell'area UNESCO, eravamo all'area del Prosecco, cioè che è un prodotto che comunque ci sta dando, ci sta trainando in questo percorso. E in questo percorso di investimento l'agricoltore è attento ed è anche consapevole che comunque l'economia deve essere trainata investendo nella quotidianità. Senta, lei ha parlato di consumatori, come sono cambiati i consumi anche alla luce dell'inflazione? L'inflazione in qualche modo sta toccando tutti i settori, no? Prima avevamo i panificatori qui in studio. Ma il consumatore, guardi, quando si siede a tavola vuole la certezza. Ognuno di noi vogliamo essere sicuri di quello che mangiamo, di quello che beviamo, sia garantito a priori. E questo è il nostro ruolo. Il ruolo dell'agricoltore è un ruolo del cercare comunque di dare risposte concrete a quello che è il dubbio che potrebbe avere il consumatore nei confronti del prodotto finale. Noi vogliamo dare quelle garanzie e tutelare il consumatore in modo tale che il consumatore sappia che quello che sta bevendo o sta mangiando deriva da una prassi comunque di operazioni agricole, operative, sane, genuine, a tutela sia dell'ambiente che del consumatore stesso. Non c'è stato un calo dei consumi? Non c'è stato, noi diciamo che il consumo non c'è stato un calo. Il prodotto di qualità è sempre cercato, è sempre comunque un prodotto che ha un suo mercato. Per quanto riguarda il mercato, fortunatamente diciamo riesce a reggere non solo nel locale ma parliamo anche all'estero. E io dico sempre che quando noi vendiamo, parlando di vino, una bottiglia all'estero, vendiamo il nostro territorio, non solo il nostro prodotto, il nostro territorio, la nostra esperienza
perché la tecnologia va affiancata all'esperienza. Oggi non esiste più l'agricoltore come tale, c'è l'esperienza e c'è la tecnologia, bisogna essere preparati. Le macchine 4.0 sono macchine altamente tecnologiche, bisogna saperle anche usare. Noi su questo faremo anche dei corsi a tal proposito, in modo tale che l'efficacia di questa macchina operativa sia comunque sfruttata al massimo. Questo è importante. Direttore, a questo proposito, no, i giovani e il lavoro, che approccio c'è da parte delle nuove generazioni al settore dell'agricoltura? Abbiamo visto, insomma, ormai sono diversi anni che parliamo di un ritorno dell'attrattività del lavoro dell'agricoltura, anche probabilmente trainata dall'innovazione dei giovani. Ce lo conferma? Assolutamente sì, c'è un ritorno di interesse da parte dei giovani verso l'agricoltura. È un fenomeno importante sia per la società, per l'economia del nostro paese, sia per l'agricoltura, perché il processo di innovazione all'interno di qualunque settore economico è favorito ed è, diciamo così, velocizzato se ci sono giovani. I giovani sono un fattore e portano innovazione di per sé, insomma. E su questo vorrei tornare un po' sul discorso che facevamo prima sulla sostenibilità e sugli agrofarmaci, sulle macchine a recupero, dicendo che oggi c'è una categoria di strumenti importantissima che si chiamano strumenti di biocontrollo, che vengono e che era presente anche questa Vita in Campo, la rassegna che da sempre, insomma, organizziamo insieme a Condifesa, anzi sosteniamo il Condifesa nell'organizzazione. Ecco, questi strumenti sono degli strumenti, sono dei prodotti di origine biologica, quindi sono microrganismi, sono estratti, sostanze chimiche estratte da prodotti vegetali, sono comunque degli strumenti che possono essere utilizzati nella lotta alle malattie delle piante, ma che sono con impatto ambientale bassissimo, e infatti sono utilizzati possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica, ma anche nell'agricoltura convenzionale o integrata. Questo perché? Perché l'Unione Europea ha eliminato quasi il 70% dei farmaci che erano a disposizione dei viticoltori e non solo, ma di tutti gli agricoltori nella salvaguardia della salute delle colture. Ecco, abbiamo perso circa il 70% dei prodotti perché Bruxelles ha eliminato tutti quei prodotti che potevano essere in qualche modo pericolosi per la salute o per l'ambiente. Oggi abbiamo ormai dei prodotti che sono sicurissimi, quelli che sono rimasti, e abbiamo questa nuova generazione di strumenti che si chiamano appunto strumenti di biocontrollo di derivazione biologica che vengono utilizzati in agricoltura, ma per utilizzarli servono delle grandi competenze. Bisogna conoscere bene il prodotto, bisogna conoscere bene la fisiologia della pianta, bisogna conoscere bene la fisiologia, il ciclo anche del parassita, per cui servono grandi competenze e ovviamente sotto questo profilo i giovani sono avvantaggiati, sono decisamente avvantaggiati. Ma ci sono questi giovani, secondo lei, direttore, con queste competenze oggi? Perché prima parlavamo un po' di carenza, no? Siete alla ricerca, il settore è alla ricerca o c'è offerta? Ma c'è offerta, come in tutti i settori economici. In questo momento storico assistiamo a una domanda che è superiore all'offerta, non solo in agricoltura ma anche in tutti gli altri settori. Quindi l'offerta c'è, le scuole ci sono le lauree brevi, gli ST, insomma l'offerta c'è. Però c'è anche tanta domanda, anche perché l'agricoltura si trova a vivere una vera e propria rivoluzione. Da qui ai prossimi 10 anni l'agricoltura che conosciamo probabilmente sarà profondamente diversa. Sarà un'agricoltura dove le nuove tecnologie, il digitale, i DSS, questo è un acronimo che si sente moltissimo in agricoltura, che sono degli strumenti di supporto alle decisioni, cioè sono dei software, sono un insieme di sensori posti in campo
che raccolgono dati che vengono poi elaborati da software e che danno delle indicazioni agli agricoltori sugli interventi agronomici da effettuare poi in campo. Per cui, come potete capire, serve una grande competenza. Tutti questi strumenti, dai robot, dai software, quindi DSS, fino agli strumenti di biocontrollo, quindi ai nuovi mezzi tecnici, ci sono anche una categoria nuova di fertilizzanti che si chiamano biostimolanti, che anche quelli bisogna conoscerli bene per utilizzarli con successo. Ecco, tutto questo fa sì che la nostra agricoltura abbia la necessità, è di fronte a una rivoluzione e abbia la necessità di aumentare da qui ai prossimi 10 anni in modo molto consistente il livello di competenze, di conoscenza e di professionalità. Ed è per questo che noi insistiamo insieme, ovviamente, anzi diciamo che il papà di Vita in Campo è il Confindifesa, e noi ci siamo affiancati per valorizzarlo, perché Vita in Campo è un momento in cui si porta la conoscenza in campo e, ripeto, c'è tanto bisogno di questo processo di portare la conoscenza in campo. A questo proposito chiuderei con lei un primo bilancio, no, di questa quinta edizione. Ma il bilancio è sicuramente positivo. Venerdì purtroppo è stata una giornata dove il tempo non ci ha aiutato, però sabato sì, e anche venerdì sera. Diciamo che c'è stata una buona presenza, gli agricoltori partecipano, sono presenti e sono interessati. E c'è un confronto e questo è da apprezzare, e comunque lo scopo di Vita in Campo è il fatto che ci sia un confronto diretto tra chi usa la macchina e chi la costruisce, perché lì effettivamente si va a costruire, a creare la macchina, lo strumento che serve all'agricoltore. Vita in Campo non è una mostra statica, non è una fiera, non è un contatto solamente, ma è una prova dimostrativa. Noi ringraziamo l'azienda Colato che ci ha dato l'opportunità di dimostrare effettivamente l'efficacia sia in pianura che in pendenza. Questa è Vita in Campo. I biostimolanti hanno fatto un passo da gigante e saranno il futuro, perché qui si parlerà di prevenzione. Ma c'erano anche delle aziende vivaistiche presenti, perché la ricerca avrà anche questo un ruolo importante, perché i cambiamenti climatici sono già in atto. Oggi la pianta deve anche affrontare problemi estremi, tipo anche l'acqua. Fino a ieri si parlava di siccità, oggi si parla magari di eccesso di acqua. In entrambi i casi l'acqua comunque può creare un problema. Ed è qui che con la ricerca, con i nuovi portainesti, che possano essere piante più vigorose, ma nello stesso tempo che siano resistenti alla mancanza di acqua e che siano anche resistenti nel caso dell'eccesso di acqua. Ecco, ora direi che concludendo, ognuno avrà un suo ruolo. Ecco, noi con il formatore agrario stiamo portando avanti perché ci dà l'opportunità di comunicare, diciamo, nel mondo quella che è questa nostra iniziativa operativa, perché bisogna far conoscere, formare e conoscere il mondo agricolo, che le opportunità ci sono, bisogna portarle a casa. Ecco, il consorzio è qui per questo. Grazie Valerio Nadal. Mi è venuta in mente mentre lei parlava un po' la parola resilienza. Dobbiamo riuscire, insomma, visti questi cambiamenti climatici repentini, a aiutare anche le nostre piante ad essere resilienti, no? Per saper resistere. Grazie anche al direttore dell'Informatore Agrario, Antonio Boschetti, per essersi collegato con noi. Grazie direttore, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Valerio Nadal, ancora grazie, presidente di Confindifesa. Noi andiamo in pubblicità, pochissimi secondi, poi torneremo a parlare di giovani e lavoro. A tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, sempre in diretta, ancora buona domenica a tutti voi. Siamo partiti parlando di inflazione con Lagarde che alzerà i tassi di interesse e la presa di posizione dell'Italia. Ne abbiamo parlato con i commercianti al dettaglio, con i panificatori, che cosa vuol dire alzare i tassi di interesse per chi produce beni alimentari e per chi li commercia. Poi siamo andati con il settore della viticoltura, che cosa significa sostenibilità in agricoltura con innovazione tecnologica e con che cosa chiede
l'Unione Europea oggi dal punto di vista dell'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura. Adesso parliamo di giovani e lavoro non pagato ma lavoro volontario, e lo facciamo insieme a Mauro Gazzola, presidente della cooperativa Chirico. Buongiorno Mauro, grazie. Buongiorno. Grazie per averci raggiunto. Allora, una cooperativa che opera nel Montebellunese ormai da molti anni, e in questa sede vogliamo un po' raccontare l'avvio del percorso Ci sto a fare fatica. Sono dei ragazzi che di fatto inizieranno, lo stanno già facendo, a prendersi cura dei beni comuni, i beni che ci sono nel loro comune. Vogliamo raccontare, Mauro, come nasce questo progetto che proprio si chiama così, Ci sto a fare fatica. Che cosa vuol dire, anche perché, insomma, questo nome? Certo, allora grazie intanto di averci invitato, perché è sempre bello poter parlare di iniziative che prendono vita e vitalità nel nostro territorio. Ci sto a fare fatica è nato in sede della cooperativa Adelante nel Bassanese, no? Con la loro amministrazione, che voleva trovare una modalità di coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto delle ragazze dai 14 ai 19 anni, nel tempo estivo, che molto spesso è un tempo vuoto di iniziative, soprattutto vuoto di iniziative per questa fascia d'età. Il progetto poi si è sviluppato, noi in rete con la cooperativa Adelante l'abbiamo poi realizzato nel nostro territorio, e come si vede dai numeri ha avuto uno sviluppo sorprendente, non solo nel nostro territorio ma comincia a prendere piede anche a livello nazionale. È partito anche in provincia di Treviso, attualmente sono coinvolti circa 34 amministrazioni comunali, sia nel Trevigiano sia nel Feltrino per quanto riguarda la nostra realtà, e coinvolge all'incirca quasi 900 ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, più di un centinaio di tutor giovani che si mettono a disposizione, e di handyman tuttofare che quindi hanno un saper fare da trasmettere e accompagnano le squadre. Allora, noi abbiamo anche delle immagini, ve le facciamo vedere. Chiedo alla regia di far vedere quello che a me è stato inviato. Abbiamo diversi video. Che cosa stanno facendo i ragazzi? Quindi ci racconta un po' di attività in cui loro sono impegnati. Allora, i ragazzi sono strutturati in squadre di 10, accompagnati ognuno da un volontario e da un tuttofare, no? E si occupano in sinergia con l'amministrazione comunale locale di sistemare, ravvivare, prendersi cura proprio di beni che sono un bene di tutto il territorio. Quindi, per esempio, li vediamo sistemare parchi, panchine, ciò di cui c'è bisogno sostanzialmente. Sì, qualsiasi cosa, anche in collegamento con l'amministrazione comunale. È un progetto che proprio ha la capacità potente di mettere in relazione le varie generazioni, quindi c'è un tema di intergenerazionalità, di territorialità, perché sono ragazzi poi che con le scuole superiori poi rientrano nel proprio territorio e hanno la possibilità concreta di fare la loro parte, e dà valore alla fatica, ed è per questo il nome. La fatica è una cosa importante per raggiungere gli obiettivi, dei risultati belli e positivi per se stessi e per gli altri. Come avviene l'adesione da parte dei ragazzi? Allora, sono loro che cercano voi? Allora, il lavoro che c'è dietro a quello che si vede è complesso e parte da molto lontano. Con tutte le amministrazioni comunali che aderiscono al progetto si valuta, insomma, il numero di squadre da poter fare. Tenete presente che abbiamo sempre più iscrizioni delle squadre fatte, ci sono tanti ragazzi in lista d'attesa, e fatto questo si lancia il progetto. I ragazzi poi velocemente prendono visione del progetto e si iscrivono attraverso i social. C'è una piattaforma per le iscrizioni che gestisce tutta l'organizzazione e la segreteria, insomma, del progetto. Alla termine della settimana i ragazzi comunque ricevono un buono fatica da poter utilizzare nelle realtà commerciali del proprio territorio, quindi questo aggiunge un tassello importante, mette in relazione anche i commercianti e le realtà produttive del territorio, che partecipano in modo magari un po' indiretto, però partecipano alla costruzione di questo progetto. I numeri che noi vediamo ci danno un elemento significativo.
Questa è una generazione che ha voglia di mettersi in gioco, di darsi da fare e di contribuire al bene della propria comunità. Allora è interessante quello che lei ci sta raccontando, perché purtroppo la cronaca ci sta restituendo degli episodi molto pesanti che vedono coinvolti giovanissimi, per la maggior parte minorenni, in questa forma di ozio, di difficoltà a gestire la noia, i tempi vuoti. Stiamo raccontando di ragazzini che purtroppo girano armati, di atti di vandalismo, il servizio che vi abbiamo fatto vedere a Mogliano Veneto, atti di vandalismo da parte proprio di ragazzini che hanno dato fuoco a delle ramaglie ad un parco. Dovranno pagare la multa, i genitori dovranno sostenerli in questo pagamento. Ecco, ci sto a fare fatica, forse è l'esempio di che cosa si potrebbe fare alternativamente, no, in questo tempo vuoto, essere al servizio della comunità. Come si fa, secondo lei, ad avvicinare i ragazzi che non ci starebbero però a fare fatica, quindi gli altri ragazzi? Questo servirebbe un'intera trasmissione. Allora, ci proviamo. Ci proviamo. E devo dire che noi è una società che si preoccupa molto e dovrebbe passare dal preoccuparsi all'occuparsi dei giovani. Nel momento in cui ti occupi dei giovani, ti metti a fianco, cominci ad ascoltarli, scopri un mondo sia fatto di situazioni anche difficili, faticose, sia di tanta positività e voglia di fare. Sicuramente una delle strade è mettere in sinergia questi due componenti che esistono entrambi in un territorio e in ogni ragazzo e in ogni ragazza. Questi ragazzi, le restituzioni che ci danno è: caspita, ho pulito il parco, adesso sto attento che non venga sporcato. Sì. Sicuramente intervenire sempre in modo punitivo o allarmante non è la strada, questo lo dico chiaramente. La strada è quella di avere presenze positive nel territorio che sanno intercettare e lavorare con i ragazzi. A tal proposito, siccome venerdì abbiamo fatto proprio un incontro con tutti i comuni dell'ambito di Treviso su un lavoro di educativa di strada che abbiamo fatto, è proprio emerso in maniera forte questa volontà sinergica, anche portata avanti dal Comune di Treviso, di voler intervenire in modo positivo con questa fascia d'età. Dico solo una cosa: abbiamo fatto un sondaggio all'interno delle scuole superiori, 2800 sondaggi che abbiamo fatto anonimi. Tra i primi 3 cose su cui i ragazzi vorrebbero essere coinvolti è lo sport, l'ambiente più pulito e l'aiuto agli altri e la cultura. Questo dà una fotografia totalmente diversa da quello che generalmente siamo abituati a pensare su questa fascia d'età. Sicuramente ci sono le situazioni di disagio e sulle marginali, lì bisogna intervenire in maniera professionale, in maniera competente e sicuramente con la prevenzione, fornendo al territorio gli strumenti, i luoghi di incontro, i luoghi di aggregazione, in maniera... la nostra... Chiricù è anche questo, no? Sostanzialmente. Sì, Chiricù sostanzialmente si occupa di ragazzi, ragazze, di famiglie, giovani. Questo è il nostro focus, lo facciamo da anni con passione. Come nasce Chiricù? Nasce proprio da questo obiettivo. Noi siamo nati con la volontà sostanzialmente di supportare la famiglia nei momenti di difficoltà e puntando alle dimensione positiva che ogni persona porta. Da lì poi siamo partiti in 7, un piccolo gruppetto, adesso siamo molti, lavoriamo in metà provincia di Treviso, siamo un gruppo di 70 educatori sostanzialmente che opera proprio in questo territorio. Noi ci occupiamo poi di famiglie, giovani, interventi proprio anche in famiglia. Se pensi, per dire i numeri, ad oggi ci occupiamo per esempio in casa di 100 famiglie. Ecco, quindi sono numeri importanti. Poi politiche giovanili, accompagnamenti al lavoro. Quali sono le necessità di queste famiglie? Allora, le necessità di essere anzitutto ascoltate e in collegamento con la propria comunità. Sono molto spesso famiglie isolate perché oggi la nostra è una realtà complessa. Per essere in collegamento con gli altri devi avere ormai delle competenze anche relazionali, anche importanti. Molto spesso questo ci dice una cosa: la nostra società è una società che a volte lascia indietro chi non ha tutte le carte in regola. Certo. Ed è importante in quei momenti lì essere nodi di una rete che sa accompagnare e reintrodurre una dinamica territoriale. Noi non abbiamo la bacchetta magica, non possiamo essere la soluzione, è impossibile, però ogni cittadino ha una parte buona che può mettere in gioco. I ragazzi ce lo mostrano, possono fare anche gli adulti. Senta, quindi in qualche modo voi andate ad aggiungervi a quello che potrebbero o dovrebbero fare le istituzioni? Diciamo che noi lavoriamo in stretta sinergia con le istituzioni. Dove non serve noi non ci sostituiamo, diventiamo un'operatività importante con un pensiero anche educativo
che abbiamo chiaro e che cerchiamo di portare avanti, e cerchiamo di farlo in stessa sinergia, nel senso che noi non possiamo essere un elemento che entra ed esce e non è cambiato nulla. Noi dobbiamo attivare ciò che ogni territorio porta con sé. Ci sono realtà, associazioni, adulti, cittadini e cittadine, ci sono amministratori appassionati e competenti che hanno voglia di mettersi in gioco. Noi semplicemente possiamo fare da attivatori o comunque da portare un punto di vista diverso e una metodologia che molto spesso risulta anche efficace. Senta, allora intanto il taglio del nastro c'è stato, andrete avanti per tutta l'estate, quindi diciamo tutto i ragazzi giugno, regalano, donano il loro tempo alla comunità. Come fa a sostenersi una cooperativa come la vostra? Immagino che ci sia tantissimo volontariato poi dietro, perché anche questi tutor dedicano il loro tempo ai ragazzi. Allora, la nostra cooperativa si sostiene grazie ai progetti che realizza. Certo. Ogni progetto poi è supportato da un'amministrazione comunale generalmente che richiede quel progetto, oppure da bandi e finanziamenti che ci possono essere locali o a livello regionale o europeo. Sicuramente il tema del volontariato è un tema cruciale oggi. Ci sto a fare fatica, richiede molti tutor, molti handyman. Non nego che qui si vede proprio la differenza da un territorio all'altro, la facilità di reperirli o meno. È un tema generalizzato, immaginiamo anche il tema del servizio civile che è molto in crisi. È molto in crisi. Credo che qui stiamo dicendo un punto importante. La modalità di attivarsi nel volontariato dei giovani è diversa dalla modalità che avevano gli adulti, ed è uno dei motivi per cui si fa fatica a incontrare, le associazioni fanno fatica a incontrare i giovani. Dobbiamo inventare nuove modalità, nuovi tempi. Funziona perché è localizzato in un tempo estivo, non funzionerebbe se fosse tutto l'anno. No, certo. I ragazzi, oggi la vita richiede molti impegni, molte attività, il tempo libero risulta poco e i giovani hanno voglia di usarlo nel miglior modo possibile, dove effettivamente sentono che la passione può manifestarsi. E poi anche il concetto un po' della comunità, no? Dello stare insieme, certo. Perché questi lavori vengono fatti insieme. Certo. No? Quindi il tempo condiviso è un tempo di cui hanno bisogno i ragazzi, forse è anche un po' un tempo in cui riusciamo a togliere i ragazzi dai social network, visto che abbiamo anche qui dei dati insomma, davvero allarmanti di tempi di... C'è molto isolamento, non solo social network, c'è anche molto isolamento, c'era molto isolamento prima della pandemia, la pandemia ha giustificato e allenato alcuni a un isolamento maggiore. Assieme a questo c'è anche un problema grave di dispersione scolastica che è tutto collegato insomma, a questa modalità. Sicuramente i ragazzi che si lasciano coinvolgere sul gestore a fare fatica hanno già magari delle risorse, ma non ci sono solo loro. E devo dire che la cosa bella è che non sono un gruppo di amici, perché si ritrovano ragazzi di varia provenienza, perché sai, con le scuole superiori poi cominciano a uscire dal proprio territorio, però ritornano in modo positivo e poi hanno un'attenzione diversa all'ambiente di cui si sono presi cura. Io credo che una società che si vuol dire moderna è una società che sa insegnare il prendersi cura ai ragazzini, perché saranno poi gli adulti di domani. Grazie a Mauro Gazzola, presidente di Chiruku, per essere stato in nostra compagnia. Avete sentito, ci sto a fare fatica, è in corso, è partito e durerà tutta l'estate. Oltre 860 ragazzi in campo per stare insieme e per portare un po' di sé sul territorio. Noi siamo arrivati al termine di questa nostra prima edizione, però prima di lasciarvi devo darvi purtroppo un aggiornamento di una notizia che vi abbiamo dato in apertura, quella dello scalatore caduto dalla parete di roccia. Era stata la notizia di apertura. Siamo a Quero Vas, purtroppo è stato trovato morto. Si tratta di uno scalatore veneziano, la notizia battuta in prima battuta dal Corriere delle Alpi. Cade dalla palestra di roccia, siamo in valle di Schievenin, ha perso la vita. Il corpo di un uomo veneziano è stato recuperato questa mattina nella valle in comune di Quero Vas, quindi purtroppo un aggiornamento tragico per la notizia che vi abbiamo dato in apertura. Siamo alle previsioni del tempo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che l'informazione su Antena 3 torna a partire dalle 18:30. Grazie, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.
Bentrovati al meteo. Domenica 2 luglio assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica con una fase di tempo in generale più stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti sulle zone montane e pedemontane dove saranno probabili anche delle precipitazioni in locale estensione col passare delle ore alle pianure limitrofe. Temperature come detto in ripresa, minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 25-30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà variabile sulla zona montana, vedete, con possibili rovesci. Soleggiato altrove, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Venti di brezza. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime intorno ai 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, specie al mattino, ma ancora instabile, con qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.